Benvenuti e bentornati in questo nuovo vloghino. Dunque, allora, sono indecisa se andare a camminare o meno perché ho ancora dolori, perché ero andata ieri a camminare, quindi ho ancora dei dolori, però effettivamente potrei fare lo stesso una passeggiata. Non ne sono convinta, anche perché devo ancora mangiare. C'era mio papà che mi ha chiesto di andare con lui, ma gli ho detto di no perché ero appena tornata a casa, dovevo ancora mangiare e andare a camminare senza aver mangiato anche no. E poi era su un percorso non su asfalto, quindi mi sarei dovuta portare anche i ramponcini e quindi ho detto no, un'altra volta. Mi sarebbe piaciuto tantissimo, però in realtà no, ho detto meglio un'altra volta, anche perché ho proprio fame e non ce la faccio a camminare. E niente, adesso sto preparando da mangiare un po' di verdura e ci sono delle cotolette agli spinaci, quindi in realtà la verdura c'è già. C'è un altro problema, è subentrato un altro problema. Ho una piccola vescica sull'alluce che è fastidiosa, non è proprio dolorosa, ma è fastidiosa. Non l'ho scoppiata ieri, avrei dovuto scoppiarla, ma ieri non l'ho scoppiata. E non è scoppiata camminando, purtroppo, e quindi mi converrebbe scoppiarla e far uscire il liquido perché preme e mi fa male, no? Non vi ho neanche raccontato un altro problema. Pippo, adesso vi faccio vedere. La situazione era migliorata, stamattina era quasi guarito del tutto. Sono tornata a casa, l'ho controllato come faccio più volte al giorno e ahimè si è grattato di nuovo. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa è successo. Allora, questo signorino lo vedete qua sopra? Aspettate. Qua sopra, ecco, non era così oggi, era praticamente quasi guarito. C'aveva ancora delle crosticine, ma era quasi guarito. Il signorino purtroppo si gratta per colpa del cibo, perché ho cambiato il cibo. Gli ho cambiato i croccantini e ho preso quelli ipoallergenici, perché non ce n'erano altri a disposizione e so che lui è particolarmente difficile per via dello stomaco e dell'intestino e quindi ho preso quelli ipoallergenici in alternativa. Ahimè, da quando ho iniziato a mangiare quelli ha iniziato a grattarsi là sopra l'occhio e si era fatto una ferita grossa così, ok? Quindi adesso sta bene in confronto a come era ridotto. Ho tolto quindi, quando ho fatto il ragionamento e ho capito che poteva, la causa di questo suo grattarsi e farsi la ferita poteva essere il cibo, allora ho sospeso quei croccantini ipoallergenici e gli ho ridato quelli di prima e infatti la situazione era migliorata fino ad oggi. Stamattina purtroppo non avevo altri croccantini, ho dovuto dare quelli perché non sono ancora arrivati, dovrebbero arrivare oggi. Gli ho dato quelli ipoallergenici e ahimè sono tornata a casa e c'è di nuovo la ferita aperta, si è grattato di nuovo. Tra l'altro i croccantini che gli ho preso non sono neanche quelli soliti, sono altri ancora, quindi spero bene. È che non c'erano, non erano disponibili e, purtroppo quando si comprano online è così e nei negozi non vado neanche a vedere perché molto spesso costano anche di più rispetto a comprarli online. Adesso devo condire le verdure, un po' di sale, condisco le verdure e poi mangio e poi decido se uscire, tanto il letto l'ho già fatto, l'unica cosa che sarebbe da fare è portare dentro legna, però lì ce n'è comunque, l'unica cosa è quella, però per il resto potrei farmi 2 passi sinceramente. Domani dovrebbe essere nuvoloso pomeriggio, sabato anche, domenica anche, quindi sarà quel che sarà. Oggi al lavoro ho fatto una formazione che purtroppo però ho avuto anche dei problemi a collegarmi perché allora, a parte che avevo delle cose là in ufficio da fare, non potevo non farle, ero obbligata a farle e a continuarle e quindi ho tardato a entrare nella riunione e poi avevo problemi anche a collegarmi. Poi quando mi sono riuscita a collegare ho avuto problemi però col
col computer, con i programmi che mi servivano per lavorare, cioè no, tutte oggi è stato il casino più totale, oggi c'è stato veramente casino al lavoro, proprio oggi che avevo la formazione che dovevo seguire quella, cioè, ma è sempre così, quando non serve succede sempre di tutto. E vabbè, comunque vi saluto, condisco le verdure, mangio e poi vado. Ecco, sono tornata a casa. Ho fatto la mia camminata e oggi credo di essere... Oh, devo ancora... Aspettate, devo salvare il percorso. Oggi sono 11 km e mezzo, 1 ora e 56. 1 ora e 56... Sì, sono andata piano, sì, decisamente piano sono andata, soprattutto all'andata, sono andata molto piano perché stavo parlando al telefono, quindi sono andata molto piano rispetto al solito, ma poi perché mi prende tutto un dolore qua, da qua a qua, e perché vado troppo di corsa e facendo camminata veloce ho letto che... è frequente questo problema tra chi fa corsa e camminata veloce di avere dolore da qua a qua, un irrigidimento qua. E ho letto che è molto frequente e sono i tendini, ecco, quindi vabbè, pazienza, alla fine poi una volta che le gambe si scaldano non ho più quel dolore là, perché all'inizio ce l'ho tanto forte a tutte e due le gambe, poi va calando, soprattutto quando sono al ritorno che comunque ho discesa più o meno e quindi non ho più quel dolore lì, no? Perché le gambe sforzano di meno. Comunque dai, ho fatto la camminata anche quest'oggi, tempo bellissimo, più freddo rispetto a ieri, però oggi ho avuto un po' caldo all'andata, però per il ritorno perfetta, non ho sudato né niente al ritorno, quindi diciamo che sì, ok, maglioncino non è l'ideale per camminare, non è una maglia tecnica, però sono andata bene lo stesso. Basta, detto ciò, adesso vedo di portare dentro un pochino di legna che scarseggia. Porto dentro un po' di legna e cos'altro devo fare? Non so, mangiare una banana magari che c'è e che mi fa bene. E non so se farmi subito la doccia o aspettare questa sera. E basta, basta, io per oggi non farò nient'altro. Non ho voglia, non ho voglia di fare nient'altro. Basta, anche per oggi è andata, dai, sono uscita a camminare, anche se non era previsto perché oggi sarei dovuto stare a riposo, però mi ha fatto bene uscire, cioè perché mi sento proprio bene di testa dopo e per quello esco, anche perché è stata un po' pesante oggi, allora ho fatto bene a uscire. Comunque alla fine la vescica sull'alluce l'ho bucata prima di andare a camminare e ho fatto la scelta giusta perché alla fine non ho avuto particolari fastidi. Un po' sì, ho sentito un po' il fastidio di dove c'è la vescica, però non ho avuto male, quindi ho fatto la scelta giusta di bucarla perché sennò mi avrebbe fatto molto più male. E invece così è andata benissimo e non ho ancora tolto il calzino, a vedere. Comunque non era grande, quindi dovrebbe passare anche in fretta. Però, ahimè, quando si fa sport, attività comunque all'aperto, così è facile che vengano vesciche. Comunque anche chi va in palestra o i calli alle mani, chi fa pesi, è normale. E basta, accendo il fuocherello.